Oggi in parte ho lavorato, in parte mi sono fatto i video, quelli della Sardegna, li ho montati e adesso concludo la giornata finendo questo libro. L'ho praticamente finito, mi mancano una decina di paginette. Non te lo consiglio, è una raccolta di aforismi di Nietzsche, ma è troppo pesante, un po' come quasi tutti i pensatori tedeschi, forse colpa anche delle traduzioni, non lo so, però Nietzsche come Theodor Adorno, talvolta anche Freud, mi sembra che siano troppo criptici per dare veramente troppo poco, ok? Per quello ho sempre dato dell'arrogante a Nietzsche, perché era secondo me, per carità, quello sicuramente sbaglio, ma l'impressione che ho è di chi vuole complicare le cose per farsi probabilmente vedere superiore in qualche modo, quando in realtà, sai, un'anima buona è quella che semplifica le cose per poter tramandarle anche agli altri, insomma, non per creare queste sorti di bracci di ferro mentali. 6 luglio 2023, dopo mesi e mesi Tedford non ha minimamente mai risposto e non ha neanche inviato un minimo cenno di scuse, cioè nella serie tu non sei. Aspetta che sto zitto, anche perché i fatti parlano da soli, non devo aggiungere altro. Some people live their dreams. Some people close their eyes. Some people's destiny passes by. There are no guarantees. There are no out of lies. Caro CP, non è più finita ragazzo, c'è una gnocca dietro, a sperare che non sia la stessa malattia. Sono appena portato al veterinario, domani al veterinario ancora. Non è più finita, non è più finita. Ma questa è la vita degli ICP e noi alle difficoltà ci caghiamo in testa, sì, ci caghiamo in testa. Comodissimo Giacomo, comodissimo. Perché vedi Ambrogio, la mia non è proprio fame, è più sfondarmi col McDonald's. Là, gli hai detto alla mamma di guardare gli uccelli? As soon as forever is through, I'll be over you. Remember in times gone by, promises we once made. What are the reasons why nothing stays the same? There were the nights holding you close. Someday I'll try to forget them as soon as my heart stops breaking and tears start raining. As soon as forever is through, I'll be over you. As soon as my heart stops breaking and tears start raining, someday I'll be over you. As soon as my heart stops breaking and tears start raining. Buongiorno signor CP, cosa devi dirmi? Vuoi venire qua a fare un coccolino? Sì, facciamo i coccolini. Cane coccoloso, sì. Ah, come siamo coccolosi.
Pensa ragazzo che questa è tutta vita regalata, cioè regalata un cazzo, ma nel senso regalata nel senso vita in più, perché il CP se ne sarebbe andato con quel male che aveva. E invece è ancora qui. In qualche modo abbiamo ingannato la morte, però non per sempre, perché quella prima o poi ti presenta il conto. Sei contento che è la mamma modella? Frega niente. Dove? L'hai vista? Cosa si prova ad avere una mamma modella? Abbiamo visto sfidare per Armani, poi per Guess, Giorgia, Gloria, Esther, Riccardo, Giulio, per prima classe Giulia, Dan e Chiara. Rimane il negozio in via Verdi 115 a Jesolo e vi ricordo anche Azzurrami all'e-commerce, lo trovate all'indirizzo www.azzurrami.com. Chi l'ha fatto il sito? Diglielo. Digli Giacomo, noi siamo, sei dietro alle quinte, vedi, vado a toppe. Te un giorno apprezzerai questo video. Perché? No. Non vuoi fare il video? No. Che c'erano cose magari interessanti, che se le filmo io prendi parole, se le prendi e filmi te non succede niente. No, niente gioia. No. Ho targata? Ho capito, adesso la fidanzata con la targa. Esatto. Devo pagarti anche il bollo. Assicurazione anche. Gentile pubblico, ho sentito uscire più volte dalla mia bocca la frase io non pretendo di insegnare la vita agli altri, però insomma credo che ci sono certe cose che ho capito e sperimentato negli anni che dai e ridai, insomma per scienza empirica funzionano e pertanto mi sento in qualche modo in dovere, o meglio in dovere di ricevere il piacere di condividere queste cose, questi trucchetti, no? Queste formulette, ma oggi stiamo molto sul semplice. Allora io ho un appuntamento al veterinario alle 11, c'è una coda pazzesca. Cosa succede? Per carità, è vero anche che ho il camper, quindi la vita cambia notevolmente per questo discorso. Sigano, cosa stai dicendo? Gherio, aspetta, sta buono un attimo, ascolta. E io arrivo sempre parecchio in anticipo. Cosa succede? Sto fermo mezz'ora qua in coda, chi se ne frega, cioè arrivo comunque in orario, non sono stressato. Mentre le altre persone, quando hanno ritardi del genere, si mangiano il fegato, si mangiano l'intestino, cioè capisci? E invece così facendo, perché questa è una delle tante cose che ho sperimentato, però ripeto, è sì una sciocchezza, però sai, sciocchezza 1 più sciocchezza 2 più sciocchezza 3 più sciocchezza 464 ti cambia la vita, insomma, tutte ste robe, capito? Quindi prova anche tu a prenderti un po' avanti, perché vedo anche tanta gente che conosco anche che alla mattina fanno le corse, cioè mi mettono anche tachicardia proprio a vederli. E cazzo, se sai che hai tante cose da fare, i tempi più lunghi, svegliati 20 minuti prima, mezz'ora prima, cioè voglio dire, così fai tutto con calma, rilassato. Anche perché se vogliamo tradurla così, stressato oggi, stressato domani, stressato dopodomani, che vita in merda è. Ora qua tra l'altro 10:47, ok, l'appuntamento alle 11, il veterinario è qua a 200 metri, tempismo perfetto. Questo è il mio parchetto preferito, tranquillissimo sotto ogni punto di vista, laghetto, rubinetto, area cani, si sta bene qua. Mi dichi. Sei un cane felice?
Amore, sei felice oggi? Sì, cara. Mamma mia, mi si riempie il cuore. Di cosa non lo so, probabilmente di sangue, a quello serve CP. È un organo involontario, nel senso che no, la nostra centralina, il nostro subconscio che lo fa pompare, no? Un po' quasi per inerzia, no? Automaticamente, non è che siamo noi che decidiamo o qualche fatto esteriore, eccetera, eccetera, capisci? Cioè, è una metafora un po' schifosa, secondo me. Cioè, mi riempie il cuore, mi scoppia il cuore, cioè che schifo. Cioè, prova, va dal macellaio, vedo un cuore come si è fatto, e fa schifo, Dio caro. E sei anche tutto blu, bianco, beh. Cioè, dica CP, come Annatosa le dici, cioè ti dono il mio cuore, cioè che schifo, piuttosto dona il ton, ma il cuore, cioè che schifo. Vabbè, oggi che ho il pomeriggio libero bisogna smontare tutta sta staffetta qua, che in realtà è un pezzo unico che prende anche l'altro scarico perché l'ho trovata spezzata. Non so se l'avevo già comprata così, vabbè, la saldo con lo zio. Wow, speriamo bene, guarda, si è rotto proprio lì al centro, vedi dove ci sono le due viti. Ok, vabbè, poi proviamo a saldarlo, che arriva lo zio, che lui è capace di saldare. Intanto io sto smontando. Vedi, si sono rotti così, da ignorante, ma veramente da ignorante, perché tutto può essere, ma da ignorante mi viene da pensare che hanno stretto troppo le viti, magari con, sai, quei trapani che chiudono le viti. Ok, così facendo si sono spezzati qui, perché mi pare strano. Comunque veramente bel ferro. Volevo tagliargli questo, togliere via questo qua e tagliare qua, in modo che tale che venisse il codino corto, la targa andrebbe più in dentro, però vabbè, lo faremo più avanti. Ho trovato il portacellulare, guarda, che è fantastico, così lo apri, appoggi il telefono, si chiude, poi dietro al blocco di sicurezza, tanta roba. E ho già comprato il carica USB, dovrò pensare dove metterlo, pensavo di metterlo tipo qui, da qualche parte, adesso devo studiarmela bene con calma. Sono contento, ho preso questa specie di lucchettino per i caschi e il lucida alluminio. E questo è il capolavoro che mi ha fatto lo zio, porca puttana, meglio dell'originale, cazzo, guarda che roba. Oh, vedo, ottimo segno, vedo dello sprint, eh? Dimmi CP, sei felice? Sei felice? Amore mio bello, cara dal signor. Chi hai visto? Hai visto un gatto? Sì, scherzo. Ah. Camp life. Beh, se io fare campeggio letteralmente, Dio caro. Ugana, ubulidor. Sto ripassando le lingue. Umod. Sta piacendo sempre di più proprio, veramente. A parte la gomma dietro piccolina e lunghetta da togliere prima o dopo. Lunghetta, il parafanghino. Certo che anche quelli delle medicine, cioè le fanno fucsia fluorescenti, cioè il cane non è ritardato come loro, le vede e le lascia là, e dopo devo infilargliele su per il viewster. Sì, no, ti te pensavi, no, su per il viewster. Cioè, qualcuno ha già sentito l'odore delle papine buone? Ah, questi, qualcuno, cara. Mutande di Alessia, mutande di Alessia, niente. Bellissima serata. Guarda foto, guarda. Mangiato un po' da schifo, tranne la mia grigliata era buona. È il mio regalo di compleanno alla fine, ragazzo, veramente, mi ha un po' ricambiato la vita, mi ha fatto tipo ringiovanire di 20 anni, mi ha riportato un attimo tante cose del passato, veramente mi ha stravolto un po' le giornate, veramente, per quanto possa essere solo un pezzo di materia, un pezzo di ferro, però sai, più la moto ce l'ho sempre avuta nel sangue. Moto, figa e computer sono le tre cose che hanno sempre segnato la mia vita, e la moto iniziava a mancare. La puzza di benzina mi fa girare la testa, quando sto su di lei è proprio la mia festa. Mi guardo quando passo sui vetri dei negozi, mi accorgo che con lei mi sento proprio Fonzi. Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata per essere
che quando sali su vedrai poi come ti piace. 2 perché con te potremmo andare in giro col serbatoio pieno e col giubbotto nero, fazzoletto al collo e lo sguardo incazzato. Per